Buonasera a tutti e bentornati a Linea 131, programma in collaborazione tra 131.com e Villacidro Info. Oggi puntata fortemente incentrata sul calcio a 5 o futsal, che dir si voglia. Andiamo subito a presentare gli ospiti insieme anche al nostro solito Roberto Pinna in alto a destra, a sinistra Luca Fadda, consigliere nazionale della FIGC LND, delegazione per il calcio a 5. Buonasera Luca. Buonasera a tutti, ciao. Invece a destra, in basso, Mattia Sulcis della Futsal Villacidro. Buonasera Mattia. Buonasera a tutti, ciao. Invece in audio, diciamo così, voi non li vedete ma li sentite, i soliti Andrea Ferrari e Matteo Zizzola. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, Andrea Ferrari, in quanto grande amico di Luca Fadda, non poteva mancare all'appuntamento. Amico è una parola grossa. Ecco. E invece Matteo Zizzola, oltre a essere esperto di calcio femminile, lo è soprattutto di calcio a 5, vero Matteo? Ah, Zizzola è esperto in qualcosa? Ebbene sì. Lo ero, ho giocato a calcio a 5 per una decina d'anni quando ero più giovane. Comunque io come sempre quando metto una maglia in onore di Zizzola poi lui non la vede. Hai scelto il giorno sbagliato, mi sa. Esatto. Comunque, dicevamo, oggi puntata davvero incentrata sul calcio a 5, perché in questi giorni abbiamo parlato tanto di calcio, di basket, e invece insomma bisogna raccontare anche quello che è questo momento di chiusura per quanto riguarda lo sport, anche per altre discipline come per esempio il calcio a 5, e quindi chiedo subito al nostro Luca Fadda di dirci un po' com'è la situazione in questo momento, visto il cosiddetto lockdown, per usare un termine molto americano. Allora, prima di tutto constato che tutti sappiamo parlare di calcio a 5 tranne Ferrari che invece non ha mai toccato un pallone di futsal, quindi avrei detto che non so giocare a calcio a 5. E la nostra situazione purtroppo è triste come tutto il territorio, triste come il calcio. Facciamo parte del mondo della Lega Nazionale Dilettanti, quindi come dilettanti noi ci affidiamo alle decisioni della Lega Nazionale, ma in questo momento prevedere una via di uscita da questo tunnel è difficile. Come uomini speriamo tutti domani di ritornare alla normalità. Come sportivi vorremmo tutti poter proseguire i campionati e portarli a termine, ma oggi in questa situazione è veramente difficile poter prospettare o sapere cosa succederà e come verranno portati a termine i campionati, se riusciremo a portarli a termine. Ecco, prima di chiedere a Mattia quello che è, insomma, è la sua esperienza diretta, insomma, dirigenza del Futsal Villacidro, e ti chiedo Luca, qual è lo stato attuale, chiaramente ante coronavirus, del calcio a 5 in Sardegna, del movimento, diciamo? Allora, il movimento è un movimento in crescita dal punto di vista dei tesserati e delle società. Si sta facendo un grosso lavoro bello importante anche sulle attività giovanili, stava crescendo molto bene anche l'attività femminile, soprattutto negli ultimi anni siamo riusciti a elevare la quantità di tesserati e di società, anche perché formare una squadra di calcio a 5 è molto più semplice di formare una squadra di calcio, quindi anche nelle piccole comunità, nei piccoli paesi, riuscire a fare una squadra di calcio a 5 era più facile. Quindi ecco, anche grazie a questo stiamo riuscendo ad avere sempre maggiori società e maggiori tesserati. Il movimento è ben gestito dalla delegazione, abbiamo la fortuna in Sardegna di avere come presidente della FIGC Gianni Cadoni, che arriva dal movimento del calcio a 5, essendo stato un dirigente storico di società di calcio a 5, quindi abbiamo la fortuna anche di avere questa attenzione dall'alto, quindi non posso che dire che in Sardegna, io che mi occupo dell'intera nazione, quindi della divisione, la Sardegna è veramente una bellissima realtà del movimento.
Ecco, facciamoci raccontare proprio da Mattia. Scusate un attimo, c'è una comunicazione di servizio, utilizzo questo mezzo che è tra noi e basta, tra virgolette. C'è l'altro ospite che c'è. Ah, c'è, perfetto, Sì, perfetto. Allora, nel frattempo, mentre recuperiamo l'altro ospite che è Matteo Vercelli, il collega di Unione Sarda e Videolina, tra l'altro giocatore anche di calcio a 5. Appassionato di futsal. Esatto. Chiediamo invece a Mattia Sulcis, diciamo, dirigenza del Futsal Villa Cidro, com'è, dopo il quadro che ha fatto Luca Fadda, proprio sul territorio, nello specifico, insomma, a Villa Cidro la situazione del futsal. Sappiamo che, insomma, la squadra è abbastanza forte, diciamo così. I numeri al momento dicono questo, sì, la squadra è abbastanza forte, contando la nostra breve storia, il campionato si è interrotto comunque a 3 giornate dalla fine, siamo lì davanti che giochiamo per il titolo anche quest'anno e sicuramente sarebbe stata una grande soddisfazione riuscire a portarlo a termine nel modo migliore, insomma. Ci dispiace molto che si sia interrotto così, speriamo di riprendere il prima possibile. Ecco, voi siete reduci, se non sbaglio, da una vittoria relativamente recente, la Coppa Italia, giusto? Sì, abbiamo portato a casa la Coppa Italia quest'anno di C2, grande orgoglio sicuramente, il primo anno che affrontiamo la categoria. Abbiamo portato a casa anche l'anno scorso la Coppa Italia di Serie D e il campionato, quindi sicuramente noi viviamo una situazione molto piena di entusiasmo, insomma. Speriamo di riuscire a proseguire. Le difficoltà sicuramente saranno tante, sia riprendere quando ci daranno la possibilità di riprendere, perché comunque ci servirà tempo per gli allenamenti, anche se siamo, tra virgolette, amatori, ok, siamo degli appassionati e sarà importante riuscire a riprendere nel modo migliore, non giusto tanto per fare le partite che si possono fare con il livello e il ritmo di prima. E poi io da dirigente sicuramente mi pongo il problema di quello che sarà l'anno venturo, se questo campionato comunque finirà, noi siamo un'associazione, dovremmo reperire le risorse come facciamo ogni anno, sarà difficile anche andare dalle aziende del territorio a chiedere l'aiuto quest'anno, vista la situazione in cui versano. Ci preoccupiamo comunque a 360 gradi, al di là del lato sportivo. Quando arriverà il momento, insomma, ci sarà da preoccuparsi. Speriamo bene, speriamo comunque che la prima questione, quella sanitaria, si sistemi e poi tutto il resto si vedrà. Ecco, abbiamo recuperato il nostro altro gradito ospite, Matteo Vercelli. Buonasera Matteo. È bellissimo, è bellissimo. Al di là della bellezza, diciamo, soprattutto giocatore di futsal, Matteo. Bah, vabbè, è un parolone, dai, non esageriamo. Dai, non fare il modesto adesso. No, io sono nasco calciatore e muoio calciatore, però mi diverto davvero tanto a stare in un gruppo di amici e di giocatori di calcio a 5, così cerco di imparare qualcosa nonostante i miei anni. Non lo dico perché ho la stessa età di Andrea Ferrari, anche se lui sembra mio nonno. Questa cosa sull'età sta prendendo una piega un pochettino così. No, però diciamo Matteo, al di là degli scherzi, tu quest'anno ti sei lanciato in un'impresa titanica, ovvero quello di fare una trasmissione sportiva sul calcio a 5 regionale. Sì, siamo riusciti a fare una bella cosa con l'amico Luca Fadda, che insomma è stato davvero artefice anche lui, visto il suo ruolo ha dato un grossissimo contributo. Adesso purtroppo anche noi ci siamo dovuti fermare ovviamente per l'emergenza che tutti conosciamo. Era un progetto che avevamo già in mente da molto e che avevamo già in parte anche messo in campo con un altro grande amico, Alberto Masu, ma vabbè, insomma, non esageriamo, con grande amico, con Alberto Masu, con Alberto, che avevamo iniziato con Radiolina, proprio un'isola nel pallone, parlavamo sia di calcio regionale e di calcio a 5. E insomma, siamo riusciti finalmente ad approdare anche addirittura in TV su Videolina, che ha creduto nel progetto, e insomma siamo andati avanti finché anche noi
come tutto il mondo praticamente si è dovuto bloccare, però la trasmissione insomma stava piacendo, sta piacendo tuttora, anche perché parliamo di calcio a 5 e parliamo di calcio a 5 in tutta la Sardegna, andando in tutti gli angoli a raccontare anche le realtà che con grande difficoltà riescono a portare avanti questa disciplina. Ecco, la realtà più o meno, o meglio, hai descritto la realtà come ha fatto il nostro Mattia Sulcis qualche minuto fa, dal quale torno per chiedere, anche riallacciandomi al discorso che faceva Luca Fadda prima, della diffusione sul territorio di uno sport come il calcio a 5. Villacidro segue più la squadra di calcio o la squadra di calcetto? Calcetto, ovviamente, passatemi il termine. Ok, matto, subito un cartellino giallo. Questo è un cartellino rosso. Questa era voluta. Mattia. Diciamo che storicamente lo sport di Villacidro è sempre stato il calcio. La Villacidrese ha fatto grande storia, quindi tanto di cappello. Noi cerchiamo di portare avanti un qualcosa che è stato iniziato qualche tempo fa dalla Norbio e cerchiamo di portarlo avanti. Abbiamo un buon seguito, insomma, facciamo tanta simpatia sicuramente nel territorio. Forse quello che fa più simpatia è il fatto che siamo un gruppo di amici sia dentro che fuori dal campo, e quindi insomma riusciamo a farci compagnia tra allenamenti e partite e portare un bel po' di gente a seguire il nostro Mattia, il nostro sport. Mattia, ricorda com'è nata il futsal Villacidro? È nata, come disse il mister in trasmissione, è nata davanti a una birra e un bicchiere di vino al bar, dove Solo ci una siamo birra? guardati. In quel momento era una. No, ci siamo guardati, una proposta tira all'altra, ma che ne pensate se anziché stare a lamentarci dei dirigenti che non ci piacciono, delle società che non ci piacciono, ci mettiamo in gioco e ci facciamo il nostro giocattolino? E così siamo partiti, insomma, da zero. Abbiamo messo qualche soldo di tasca, abbiamo fatto l'associazione, e da lì abbiamo fatto un progetto che a oggi va. Ecco, volevo chiedere a Luca quanto la dimensione se mi posso umana... permettere, proprio su Mattia, c'è da dire, dare atto e merito al Villacidro, che sono primi in un campionato di C2 che mai come quest'anno è equilibrato e esprime un tanto bel gioco. Cioè ci sono 4 squadre che stavano giocando per il primo posto, quindi non c'è la solita ammazza, quindi è un bel campionato vivo e sarebbe sicuramente stato vivo sino alla fine, quindi doppi complimenti al Villacidro. Sì, assolutamente vivo, anche perché le ultime 3 partite sono con le dirette. Abbiamo la trasferta di Calasetta, la trasferta di Monastir e poi si fa in casa col Villa Speciosa, quindi era tutto da godere dentro e fuori dal campo, insomma. Ecco, riallacciandomi a quello che dicevate prima, Luca, ti stavo chiedendo proprio questo: quanto conta la dimensione umana nel calcetto? Cioè, nel senso, anche questa... questo calcetto, mamma mia! Nel futsal, nel futsal, nel calcio a 5. Scusami, Matteo. Nel basket, va bene, dai. Caspita, sono proprio le basi. Nel futsal, nel calcio a 5. La domanda è io valida. Io calciatore che difendo il calcio a 5, proprio il mondo... È sempre colpa di Ferrari. Esatto, sì. Quello comunque sì. Il nome della trasmissione è quella. Tutta colpa di Ferrari. Allora, l'aspetto umano è fondamentale, anche perché, ripeto, siamo dei dilettanti, viviamo grazie all'impegno di passione che ci mettono dei dirigenti che hanno famiglia, lavoro e che quindi vivono il calcio 5 non per guadagnarci, ma proprio come passione, modo di stare in mezzo agli amici, fare pratica sportiva. Quindi se a capo di queste società non ci fosse una persona, un gruppo di dirigenti che esprimono il loro modo di essere come uomini, cadrebbero tutte
le prospettive, le realtà. Quindi il calcio a 5 è una realtà veramente molto umana. Moltissime squadre hanno componenti o gruppi formati da amici, poi ci sono i talenti, i ragazzi che vengono aggregati a dei gruppi, eccetera, eccetera, ma tutte le realtà fondamentalmente sono sempre nate da un gruppo di amici che, grazie a degli ottimi dirigenti che ci mettono tanta passione e spesso e volentieri la mano nel portafoglio, poi costruiscono delle realtà importanti. Ricordiamoci che nei campionati nazionali noi abbiamo ben 10 squadre che rappresentano la Sardegna, quindi questo qui è proprio la vetrina di quello che noi esprimiamo nei campionati regionali. Ecco, manca qualcosa al futsal sardo? Sì, per consacrarsi, diciamo così, anche come sport più diffuso anche a livello mediatico, perché insomma al di là dello sforzo fatto dalla trasmissione di Videolina, diciamo non è che lo spazio sia tantissimo, anche soprattutto a livello nazionale. Sì, cosa può mancare? Purtroppo quello che io vedo in altre regioni, a noi mancano, purtroppo bisogna dirlo, le risorse economiche. Non abbiamo grandi aziende, industrie che vengono nel mondo del calcio a 5 e consentono programmazioni più importanti, un salto di categoria, cioè abbiamo tanti presidenti che spesso e volentieri sono imprenditori e sponsor che ce la mettono tutta per fare del bene. Ma cosa manca? Manca sempre quel gradino, quel po' di più economicamente parlando che consenta di fare una grande prestazione anche a livello nazionale. Cioè ci vuole poco. Noi qui devo veramente ringraziare Matteo, un amico, non come Ferrari, un vero amico, Matteo Verselli. E tutta la testata, diciamo, di Videolina Unione Sarda che hanno creduto in questo progetto, perché dare visibilità a uno sport considerato da tanti uno sport minore, ed è uno sport che tra praticanti a livello agonistico e non agonistico forse è lo sport più praticato in Italia, perché se noi andiamo a contare tutte le partitine che si giocano il lunedì, il martedì, il mercoledì nei campetti all'aperto, tra amici, tra colleghi, il calcio a 5 è lo sport più praticato a livello amatoriale o agonistico. Ci manca veramente questo passo dei media. Quest'anno in Sardegna abbiamo trovato un grande appoggio da Matteo e dall'Unione Sarda e Videolina. Speriamo che questo serva poi anche a tutte le società, ecco, che ci sia una ricaduta anche economica di questo bel lavoro che ha fatto Matteo. Scusate, quello che diceva, che voi conoscete, che fate parte del mondo del futsal, scusa Resus se mi permetto, Andrea Zucca sottolineava tutto quello che ha detto Luca, ossia che l'anno prossimo questa crisi rischia di penalizzare il futsal non poco. La crisi, secondo me, rischierà di penalizzare lo sport in generale, che sia futsal, pallavolo, basket, calcio. Se non c'è una ripresa economica forte del paese, purtroppo avremo imprenditori che prima, nonostante abbiano passione, quello che vuoi, prima di mettere mano al portafoglio ci penseranno due volte o magari stringeranno dei budget. Ma questo è un problema, ho paura di tutto lo sport. Questo ci affidiamo a chi ci governa affinché l'economia del paese subisca meno danni possibili. Però perché poi c'è una ripercussione. Calcio da un certo livello in giù, però, Luca. Calcio e dilettantismo. Io parlo sempre a livello dilettantistico. I professionisti purtroppo hanno... Esatto, lo stiamo vedendo in questi giorni. Esatto, hanno proprio un altro tipo di trattamento. Basti pensare all'ultima circolare della Federazione dei Medici Sportivi, hanno trattato i professionisti in un modo, i dilettanti in un altro, il settore giovanile in un altro ancora. Cioè i professionisti possono riprendere a fare allenamenti collettivi dal 3 aprile, così c'era scritto nella circolare. I dilettanti adatta da destinarsi, l'attività giovanile al 1° luglio. Cioè, quindi qua il valore economico purtroppo ha le sue ripercussioni anche su questo.
Volevo chiedere a Mattia, al nostro Mattia Sulcis, come stanno vivendo questo momento di stop forzato i vostri atleti? Cioè, anche voi gli mandate i compiti da fare a casa con la cyclette? Se avete bisogno dei tutorial, c'è Andrea Ferrari che fa degli esercizi stupendi a casa. Meglio non riceverli quelli, comunque. No, noi lasciamo alla bontà di ognuno di farsi trovare pronto quando sarà, insomma, richiamato all'ordine. Sappiamo che sino all'ultimo blocco in tanti comunque si allenavano, andavano a correre, ci provavano. Adesso diciamo che si ha un po' più paura a uscire di casa, quindi vediamo un po' come... Beh, anche perché adesso è vietato anche in teoria, l'attività infatti, quindi- motoria è proprio bloccata, quindi insomma E quindi o è una, bloccata anche o una ha la quello, fortuna di avere un giardino o una terrazza o 20 metri per fare qualcosa, altrimenti in casa è davvero difficile. sì. Comunque, a proposito di cose non vietate, invece, Francesco, ci scrivono che dopo questi tuoi continui calcetti, nell'autodichiarazione sarà un caso di emergenza anche venire a cercarti sotto casa. Bravo. Ce lo Va segnala il buon Alberto Masu. Sono un paio di domande che sono arrivate online, soprattutto per Mattia, perché molti si chiedono un po' com'è la vita di chi gioca a calcio a 5, quindi ci chiedono un po' anche cosa fai, dove sei in generale, oltre agli allenamenti. Sempre riguardante al mondo del calcio a 5. La vita, penso che sia una vita normalissima, si lavora durante il giorno, si fanno tanti sacrifici per partecipare agli allenamenti, lasciare a casa famiglia. Comunque noi abbiamo alcuni padri di famiglia che vanno a lavoro, rientrano a casa quei 5-10 minuti, salutano figli e moglie e poi vengono all'allenamento. È un mondo fatto di sacrifici sicuramente all'interno del campo. Fuori dal campo non ne parliamo, potete immaginare cosa vuol dire stare dietro alla burocrazia, stare dietro ai compiti per casa veramente. Però si fa per passione, insomma, quando non è un peso va benissimo, va bene a tutti, sia agli atleti che ai dirigenti. Mattia, faccio la domanda che voleva fare Matteo Vercelli sicuramente. Quali erano purtroppo in questo momento le ambizioni del Villacidro per questa stagione? Beh, sicuramente riempire, visto che siamo 3 giornate dalla fine, non dobbiamo nasconderci, siamo lì davanti, portare un altro trofeo, un bacheca, non ci dispiacerebbe, questo è sicuro. Quindi forse 2 o 3 mesi fa saremmo stati un po' più, insomma, un po' più cauti nelle previsioni. Adesso, insomma, speriamo di riprendere e di poter portare a casa il trofeo. Questa sicuramente è l'ambizione. Questo è il futuro, il prossimo, insomma. Più avanti non lo sappiamo, più avanti siamo un gruppo di amici, non sappiamo quello che sarà. Matteo? La questione economica è fondamentale sempre. Comunque, vedere Matteo Vercelli rossonero è sempre un'emozione. Vero? Sì, perché io sono uno sportivo, quindi ogni tanto mi vesto anche con i colori di altre squadre, non ho problemi, non lo nascondo. Poi ovviamente, vabbè, lasciamo perdere. Dai. Sono i colori della Lucchese. Esatto. O del Foggia. Sì, Sì. Volevo invece il parere di Matteo Zizzola, che dall'Olanda però insomma si vanta di essere un grande ex calcettino. L'illustre ex parere di futsalista. Matteo Zizzola. Assolutamente, ha giocato a calcio a 5 Matteo Zizzola, Ecco. nessun testimone. Sì, può testimoniare quello che vi dicevo oggi, che se non avessi avuto problemi fisici al cuore ero anche convocato nella rappresentativa per il torneo delle regioni, però vabbè. Parliamo questo di è che un altro anno, discorso. Matteo? Parliamo tipo del 97, del 98. Giocavo nell'Under 21 della mitica Madonna della Strada, nella quale giocavano anche gente del calibro di Massimo Nurchi, che comunque a livello di calcio a 5, scusate. Mamma mia. L'ha detto anche lui, sono giustificato. Basta. Vabbè, io quando giocavo non era così drammatico chiamarlo in quella maniera. Bravo. Anch'io non gioco da 5 anni, quindi... Prego, Matteo. No, avrei
una curiosità da chiedere a quelli che stanno più di me, perché io appartengo un po' al periodo in cui erano famosi alcuni giocatori di calcio a 5. Volevo sapere da Matteo, anche da Luca, quali sono per loro i 3 più forti giocatori del calcio a 5 sardo espressi negli ultimi 20-30 anni. Immagino che si possa parlare di Vitor Ragno, insomma, però i 3 più forti della storia del calcio a 5 sardo. Beh, uno certamente l'hai ovviamente. citato tu, Uno l'hai citato tu perché Massimo Nurchi penso che sia uno dei più forti, ancora in attività, quindi sicuramente Massimo, che ha anche vestito la maglia della nazionale, insomma è un giocatore di altissimo livello e davvero molto forte tecnicamente. Sì, e poi sono d'accordo con te, non so se l'abbia nominato a caso, però Vitor Ragno è un altro di quei giocatori che ha, secondo me, ben impresso che cosa sia il giocare al calcio a 5. È stato un grande davvero, e insomma con tutta la famiglia Ragno praticamente un po' l'emblema del futsal sardo. Poi ce ne sono davvero tanti e tanti altri, Mura sicuramente, insomma poi possiamo anche andare a parlare anche di portieri, ce ne sono davvero tanti, però insomma ecco, forse tra chi è ancora in attività, Massimo Nurchi, e chi invece non sta più giocando, Vitor Ragno, forse sono due bei simboli, insomma. Luca? Beh, loro l'hanno già detto. Massimo è perché negli ultimi 10 anni è quello che ha rappresentato il picco dei talenti sardi. Per quanto riguarda la storia, ce ne sono veramente tanti. Vitor Ragno, Mario Mura, Davide Mura, che era stato anche in nazionale, anche lui. Me l'ha segnalato Andrea Zucca. Esatto, Davide è stato anche in nazionale, quindi è stato veramente un giocatore eccellente. Un pochino più recenti che hanno fatto la storia, tanti campionati di Serie A, ci sono stati Diego Podda, Massimo Fronteddu, Gigi Asquer, che è ancora l'eterno giovane del calcio a 5, visto che gioca ancora in A2. Ne abbiamo avuto tanti veramente. Stiamo dimenticando giocatori. Anche tanti, adesso ci insulteranno, chiediamo scusa. Anche tra i portieri ce ne sono stati veramente tanti. Eccellenze li abbiamo avute Luca, anche negli arbitri. Luca, se pensi che Roberto Rani l'abbiamo fatto andare in porta io e Vercelli, cioè questo che giocava a basket. Vero. Io ho conosciuto appunto Bebo Rani, che giocava a basket, è diventato un grande portiere di calcio a 5, e un tennista, Manuel Pittau, che è diventato un altro giocatore di calcio a 5. Quindi insomma, tra l'altro Madonna della strada, insomma, Matteo Zizzola lo conosce abbastanza bene. Il terzo nome di Matteo Vercelli era Matteo Zizzola, questo lo possiamo dire senza... Allora, Matteo Zizzola, che io però abbiate pazienza, lo devo chiamare per forza Matteino, perché noi siamo nati e cresciuti a fianco, in via Binaghi, e nello stesso cortile siamo cresciuti calcisticamente, quindi giocando a muretto e 2 contro 2, insomma, quindi Matteino per me, non posso chiamarlo Matteo grande e Matteino, giustamente. Esatto, assolutamente. Va bene, possiamo anche, cosa dite ragazzi, insomma, chiudere qua con l'argomento futsal, notare bene, però in realtà prima di chiudere devo chiedere una curiosità per Luca Fadda, da come dire, fruitore televisivo del calcio a 5 e soprattutto delle partite della nazionale. Mi sono sempre chiesto come mai così tanti brasiliani naturalizzati nella nazionale azzurra, un po' come nel rugby succede con gli australiani, i sudafricani e via dicendo, nonostante quello che dicevi tu prima, cioè il fatto che sia uno degli sport, anzi forse lo sport più praticato in Italia, quindi non è che manchi la materia prima, diciamo. Una bella domanda questa. Ti posso rispondere col fatto che negli ultimi anni ci sono sempre più ragazzi, passami il termine, italo-italiani
che frequentano la nazionale. Il problema degli oriundi è un problema fondamentalmente del futsal. Se voi andate a vedere tante altre squadre, dalla Russia, Azerbaijan, sono tutte piene di ragazzi che hanno una doppia nazionalità. Per quanto riguarda il nostro calcio a 5, purtroppo abbiamo avuto tanti anni dove il massimo campionato, che è quello da cui pesca il CT, esprimeva veramente degli ottimi giocatori che avevano questa doppia nazionalità, e per raggiungere certi obiettivi, come sono stati quello di vincere l'Europeo e altri, si potevano raggiungere prendendo i migliori giocatori del campionato. In quel momento i migliori giocatori avevano questa caratteristica della doppia nazionalità. Diverso è stato invece con l'arrivo nella nazionale italiana del neotecnico Alessio Musti, e lui, proprio con l'impronta della divisione del presidente Andrea Montemurro, hanno creato questo spazio e hanno allargato la presenza degli italiani comunque vada nella nazionale, oggi molto equilibrata. La speranza, quello che può fare la divisione, è solamente incentivare le società a investire sui settori giovanili, affinché il bambino che gioca oggi nella categoria pulcini, crescendo a 15-16 anni, non vada a giocare a calcio, ma rimanga e possa continuare l'attività del calcio a 5. Più avremo questi ragazzi che arrivano dalle fila delle scuole calcio a 5 piuttosto che delle scuole calcio nelle prime squadre, maggiore sarà la possibilità di avere nazionali, prima squadra, under 21, under 15, under 19, formate da ragazzi cresciuti nelle nostre scuole calcio a 5. Chiamano i nativi futsalisti, si può dire così, Matteo, come termine molto mediatico, hai visto? Dai, mi sono salvato alla fine. Ti sei salvato in calcio d'angolo. Con la domanda. Comunque, Francesco, dica. Non lasciami più da solo in conduzione, perché mi esponi a queste figure barbine. Oggi è la prima volta che non hai chiesto il mio aiuto e hai fatto danni irreparabili, bravissimo. Abbiamo capito che dobbiamo... Da domani il buon Matteo Porcu presenterà questa trasmissione. Esatto. No, ci chiedono dietro Mattia se quelli sono dei trofei. Io non riesco a vederli benissimo, e nel caso che trofei sono. Lo confermo io. Sì, sono la Coppa Italia di quest'anno, la Coppa Italia dell'anno scorso e il campionato di Serie D. E invece dietro Luca Fadda sono finti DVD, sappiamo noi che cosa. Il fatto che ridiate tutti di gusto, insomma, vuol dire che evidentemente c'è un fondo di verità. Non diciamo che cosa ha dietro Andrea Ferrari. Per fortuna non lo stiamo mostrando oggi. Non lo stiamo mostrando. Va bene. Ma io mi ero preparato una domanda intelligente, Fra, che tu oggi mi hai messo il silenzio, e per me è un po' come essere cacciato di casa, conoscendo la mia loquacità. Io volevo chiedere, qual è secondo voi l'importanza per i settori giovanili del calcio a 11 di fare anche un po' di calcio a 5? Per esempio, io nelle mie piccolissime esperienze il mercoledì, invece che allenarci, facevamo dei tornei di calcio a 5 con gli esordienti, che aiutavano molto nel possesso palla e anche nella visione di gioco. Quindi non so se per voi sarebbe magari opportuno che anche alcune squadre di calcio a 11 facessero. Guarda, è fondamentale. Fondamentale. Sì, scusami Luca, no, perché lo dico perché, avendo il piacere e l'onore di allenarmi in questi ultimi anni da vecchietto con giocatori di calcio a 5 e anche con giovani che stanno giocando a calcio a 5, c'è una differenza davvero notevole a livello di tecnica di base tra chi gioca a calcio a 5 e chi ha iniziato a fare scuola a calcio a 5 rispetto a chi, come me, ha fatto per esempio scuola a calcio. Il toccare il pallone continuamente in spazi ristrettissimi ti obbliga a migliorare la tua tecnica in un attimo, altrimenti praticamente non hai le capacità di poter giocare. E oltre alla tua tecnica ti allena in maniera incredibile nel pensiero, nell'idea della giocata immediata, nella visione di gioco che devi avere in una frazione di secondo. Tutto questo allenato
su un vecchio come me non porta risultati quasi a niente, ma su un ragazzino, su un bambino soprattutto, e sui ragazzini anche di 12, 13, 14 anni, secondo me è davvero fondamentale, a prescindere poi, come stava dicendo giustamente Luca, che poi uno decida di giocare a calcio a 11 o calcio a 5, perché quella tecnica e quella velocità di pensiero nella giocata che tu riesci a costruire, ad allenare da ragazzo, te la porterai dietro in qualsiasi delle due discipline calcistiche che deciderai di fare. Quindi sarebbe davvero un allenamento arricchente davvero per un giocatore. Bene, altre curiosità? No. Mie? No, io a posto Tutti così. tacciono, quindi possiamo davvero salutare e ringraziare ancora una volta Luca Fadda, consigliere nazionale FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, divisione calcio a 5. Delegazione, mamma mia. Divisione. Ecco. Ma devi ragazzi. ripassare la prossima volta che decidi, Francesco, di fare una puntata sul calcio a 5, devi ripassare un pochettino, altrimenti... devo No, studiare, vai tranquillo, da domani ci sarà Matteo Porco. Devo proprio Io sono studiare convinto perché che Francesco allora, fosse preparatissimo, solo che i suggerimenti di Ferrari erano sbagliati. No, l'abbiamo licenziato. Esatto. No, il problema è che quando uno deve condurre e fare il regista insieme diventa poi un problemino, però vabbè, cioè abbiamo... Almeno facciamo ridere. Almeno facciamo ridere, che in questo periodo è una cosa veramente importante. Quindi grazie davvero a Luca Fadda, a Matteo Vercelli, Grazie a voi. per aver trovato Un saluto a uno tutti. spazietto nella sua serata. Insomma, chiaramente la cronaca in questi giorni, come sempre per Matteo, però in questi giorni sicuramente è ancora più importante. Quindi grazie davvero per essere intervenuti e grazie anche a Mattia Sulcis, Futsal Villacidro, che è intervenuto dal suo posto Grazie di lavoro. a voi. Giusto, Mattia? Sì. Io sono ancora a lavoro. Lui è ancora a lavoro, quindi insomma, grazie davvero di essere intervenuti a tutti. Grazie quindi, a voi. Grazie. Insomma, Un saluto a tutti. Futsal, calcio a 5, Saluto zero a calcetto, tutti. mi raccomando. Grazie. Grazie, buona serata. Buonasera. Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Ecco, nel frattempo che Roberto Pinna torna dentro in visione, prima della seconda parte della... Ora che mi vedo, e se Esatto. spero che ci sia ancora Matteo Zizzola collegato, io ho messo su la maglia del Fortuna solo per te, Matte. Ecco, Del vediamo un Fortuna po'. Sittard addirittura. Esatto, ci stiamo giocando la salvezza in Eredivisie, adesso vediamo se ce la facciamo quando riparte il campionato, giusto Matteo? Probabilmente vi salvate comunque, perché oggi discutevano della possibilità di concludere il campionato e passare a 20 squadre da 18, quindi Quindi Europa League l'anno prossimo. Esatto. Ado Den Haag, che è l'AIA della città in cui vive, e Fortuna Sittard saranno contentissimi di questo tipo di soluzione. Benissimo. Ma invece Roberto, siamo arrivati ai tuoi consigli. Al momento che tutti aspettavano, Esatto. proprio da almeno una mezz'oretta, ovvero i consigli dello sport senza sport per queste giornate appunto senza sport in TV. Ieri è stata una delle prime domeniche senza alcun tipo di sport dal dopoguerra ad oggi praticamente, e iniziamo con una raccolta di podcast che potete trovare sul sito web che si chiama Fenomeno, ed è una raccolta appunto di podcast soprattutto a livello calcistico, che sono abbastanza interessanti e ve li consiglio. Poi come secondo consiglio un articolo dell'Ultimo Uomo, un long form sul Parma di fine anni 90 che si chiama Come giocava il Parma di Malesani, molto bello, una forse delle prime favole per me che seguivo il calcio, e se appunto siete appassionati di calcio anni 90 vi piacerà molto, soprattutto di calcio italiano anni 90. E infine un consiglio al nostro Matteo Porcu, che appunto ci ha dato poco prima della trasmissione, è il GP di Donington, il GP d'Europa di Donington del 1993, visto che alcuni giorni fa era il compleanno di Ayrton Senna. In quel Gran Premio appunto Senna fece quello che viene definito come il giro perfetto, partendo quarto, perdendo un posto appunto in partenza e poi superando tutti in un unico giro e vincendo, dominando quella gara sotto un acquazzone tremendo. E voi la potete rivedere quella gara integralmente su YouTube, si trova, è un consiglio se siete amati dei motori da fare in questi giorni. Ecco, grazie Roberto Pinna. Al tuo fianco l'ospite della seconda parte di trasmissione, Carlo Leone. Buonasera Carlo. Ciao, salve a tutti ragazzi, ciao.
Ecco, caro Leone, Andrea, tu che lo conosci bene, è difficile inquadrarlo in una definizione. Troppe cose. Allora, per me, Carlo, contando che ho stato un fratello maggiore che mi ha preso anche a Zugate quando ero piccolino, ripeto, è difficile perché è una persona talmente eclettica che è difficile inquadrare. Lui ha sempre avuto 1000 passioni, tennis in primis, musica, come vedete dietro, è uno di quelle persone che mi ha influenzato col suo fratello, che era mio compagno di classe, lo dico, Certo. musicista, musicalmente. Poi ha avuto la passione per la pesca, e poi di tutto ciò di cui a lui aveva passione ha fatto dei lavori, quindi cioè, si sta inquadrando lui da solo. Diciamo che mi è andata bene, dai. Aspetta, ed oggi è anche un gran giocatore di padel. Esatto, ed è questo il motivo principale per cui abbiamo invitato Carlo Leone, perché insomma, oltre che parlare di futsal oggi, abbiamo voluto parlare anche di padel, che sembra essere lo sport del 2019-2020 probabilmente, perché tutti giocano a padel, Carlo. Sì, tutti, ormai tutti. Diciamo che è nato in Spagna, insomma, in quelle situazioni, Spagna, Argentina, insomma, nei paesi latini, e poi pian piano si è fatto proprio spazio. Sì, io direi che è il nuovo calcetto ormai, un po'. Non dire calcetto, insomma, perché poi intervengono in diretta gli amici e ci va bene. Si scherza, Calcio a 5 lo volevo chiamare calcio a 5. Dai. Per noi era sempre il solito calcetto con il classico appuntamento del lunedì sera, proprio un must, dai. Ecco, Roberto, però niente, sì. Se no dico, Roberto forse si è preparato qualche domanda per Carlo. Sì, innanzitutto, no, se non vi i DVD, Come? se i DVD che sono dietro sono gli stessi di prima, di quelli che parlava Ferrari, oppure sono altri? No, quelli sono tutti quanti CD. dischi della mia collezione. È una piccola parte, diciamo che siamo a oltre 10.000 titoli, tutti quanti originali. Una cosa da niente praticamente. E c'è tutta quanta la mia storia musicale. Infatti in questi giorni sto proprio ripescando perle che non sentivo da una vita. Sai, c'è tempo, quindi siamo anche soli in casa. Stai ascoltando? Ma guarda, in questi giorni ho rispolverato un po' della roba vecchia, dagli U2 agli Smiths, che sono gruppi che un po' mi sono... E poi, insomma, il mio ultimo anno musicale è tutto dub, reg, ragamuffin, ormai sono diventato un super giamaicano. Un rasta senza capelli, diciamo. molto, Ecco, molto tra l'altro carina. Michele De Sì ci dice che tua nonna avrebbe detto che sei troppo magro, quindi di mangiare qualcosa in più. È strano perché con la quarantena di solito la gente ingrassa. No, guarda, io allora diciamo che sono partito con una dieta il 21 gennaio e adesso niente, ho perso 21 kg, sono quasi peso a forma, e proprio nella quarantena ho perso 5 kg. Cioè io gli stessi che ha preso Aresu, incredibile. Mi dispiace perché anch'io sto perdendo peso. Faccio un pasto al Caro giorno, Roberto come i cani. Pin. Faccio un pasto al giorno come i cani perché facendo meno attività fisica, un po', sai, sono molto a rischio. Io vedo nei post di tutti grandi cene, grandissime bevute, ragazzi. Stiamoci attenti perché saranno 2 mesi e in 2 mesi prendi 10 kg. Vero? Sì. No, Carlo, Sì, tornando al padel, Sì. insomma, volevo chiedere intanto quando è nata la passione per quanto ti riguarda, e poi soprattutto volevo chiederti perché è diventato così popolare come sport, soprattutto lo sport dei VIP, visto che anche Andrea Ferrari gioca a padel, quindi sicuramente è lo sport dei VIP. Allora, diciamo che io ho cominciato al Tennis Club Cagliari, hanno fatto il campo,
penso che sia stato il primo a Cagliari, e quindi niente, c'era questa curiosità. Poi insomma, da una vita che gioca a tennis, quindi comunque era anche naturale stare lì a provare. Poi comunque ti accorgi che col tennis, insomma, non è che c'entri moltissimo. Certo, la tecnica serve anche un po', alcuni movimenti di base, però è tutta questione di posizione in campo e di tattica. Cioè, il bello è che rispetto al tennis hai un affiatamento che è molto maggiore rispetto al tennis, ha un diciamo doppio del tennis, cioè il tuo compagno ce l'hai a fianco, ecco, vedi, poi in questi periodi proprio si parla di distanza, invece purtroppo la vicinanza fa parte della razza umana, cioè questa storia qua, diciamo, della distanza mi spaventa moltissimo, cioè non poter abbracciare un amico, non poter dare una pacca sulla spalla, non poter niente, e quindi comunque ti dà proprio questo senso di team che in uno sport come il tennis non c'è mai stato. Cioè, allora, nel tennis sei bene o male solo con te stesso, anche nel doppio capita questo, perché purtroppo le distanze sono quelle. Probabilmente. Sì. E contrariamente dico anche che è molto più difficile vincere una partita a paddle con un avversario scarso, tra virgolette, che invece non a tennis. Cioè, nel senso che nel tennis magari lo metti da una parte e te la giochi tu, nel paddle invece è essenziale, cioè proprio devi avere... Hai parlato di avversario scarso, non posso non chiedere ad Andrea Ferrari cosa ne pensa, gli chiedo anche di tornare in onda dal punto di vista visivo, insomma, quindi sì. con la Io videocamera. diciamo non vi vedo, ragazzi, non so Adesso perché. dovresti vedere Andrea. Eccoci, eccolo là. Ecco, Così ti ecco. spaventi un po'. Ciao. Ciao Carletto. Io a proposito del discorso, è diverso dal tennis principalmente perché non chiudi il punto, quindi l'avversario più forte a tennis ti ammazza se tu sei un po' più scarso, anche se sei Certo. il vecchio pallettaro, perché chiudi. Nel paddle riesci in 4 comunque, al di là delle sponde e tutto, a controbattere, perché non devi avere la fretta di chiudere il punto come molti tennisti hanno, Certo. ma Sì. di giocare, di avere un po' di pazienza. Conta che io non ho pazienza, quindi a me costa, però è un gioco talmente divertente che porta tante persone rispetto a quello che è stato un'evoluzione o una involuzione del tennis, che a Cagliari è esploso, che era il beach tennis, comunque, Sì. dove tipo gli ex qualche ex calciatore, qualche ex tennista e soprattutto gli ex pallavolisti, che erano formidabili, erano imbattibili, mentre nel padel chiunque abbia un po' di movimento, tecnica, riesce ad andare avanti. Sì, certo. Poi certamente c'è anche un discorso comunque del fatto che non esiste stare sulla difensiva giocando a paddle, cioè è una necessità, ma non puoi impostare una partita sulla difensiva, cioè diciamo che devi mettere l'avversario in un piccolo spazio e tenerlo lì. Poi è bello Sì. comunque vedere comunque, io un po' ho evitato lo dico, il beach tennis, perché comunque vedevo troppo stress.
troppo Sì, ci sono nervosismo. cascato anch'io, ci sono cascato. anch'io. Invece devo dire, oggettivamente, quando ho riprovato a fare il paddle, prima facendo lezioni, perché come dici tu, Francesco, sono busta, no? A prescindere. Però è bello vedere tante persone, coppie miste, tante ragazze, tanti ragazzi Sì, c'è un che bellissimo comunque si movimento affrontano, c'è un bellissimo movimento ed è molto positivo. Io non vedevo una cosa del genere dal primo, come ha chiamato Carlo, calcetto che si faceva prima che diventasse uno sport. Sì, sì, proprio così. Ma sì. E poi c'è anche la condivisione del post partita con birretta, chiacchieriglio, cioè, è proprio bello e poi tante donne, ragazzi, tante donne. No, vabbè. Carlo. No, vabbè, a parte quello, no, diciamo, fa sempre piacere perché comunque c'è voglia di anche, insomma, di far gruppo, cricca, capito? Sempre, cioè. Certo. Invece, Carlo Leone, tra le varie passioni, come dicevamo prima, c'è anche la pesca sportiva, giusto Carlo? Quella è una... Sì, no, lascia stare Francesco perché... Quello è passione, lavoro, business, tutto. Io ho cominciato veramente da quando avevo 5 anni, ho fatto un percorso allucinante, passato dalla classica lenzina per poi arrivare alla pesca subacquea, fatta anche a buoni livelli e poi, diciamo, per arrivare alla pesca dalla barca dove proprio mi sono tolto tantissime soddisfazioni, proprio tante, e ancora oggi comunque ecco, da questo punto di vista ti volevo chiedere, Carlo, cioè in questa quarantena ti manca di più la pesca o il padel? Ma allora, in questa quarantena mi mancano allora, gli amici mi mancano soprattutto. Mi manca proprio vedere gli amici, poi tutto quanto il resto so che arriverà. Il paddle, idem, anche perché comunque giocavo quasi ogni giorno, quindi una pausa ci sta. La pesca mi manca, ma diciamo, credimi, cioè, il mare ce l'ho proprio fortunatamente davanti a casa, quindi anche quello ce l'ho proprio a 20 metri da casa, quindi non però ti dico, guarda, proprio quelli che mi mancano sono tutti quanti gli amici e diciamo tutte quante le amiche, perché comunque ci si vede spesso al telefono comunque è diverso, bello, sì, però sicuramente molto è diverso, però molto è diverso. interessante questo che dicevi, Carlo, soprattutto per quanto riguarda il padel, della parte extrasportiva, diciamo così, cioè la parte proprio dell'amicizia, di quello che c'è intorno. E probabilmente, Andrea, può essere anche quello uno dei segreti del padel che, ripeto, davvero, al di là delle battute che si faceva prima, è diventato uno sport diffusissimo in pochissimo tempo. Allora, io sono molto... Cioè, ne abbiamo parlato, Francia, poi ne ho parlato anche con Carlo quando è venuto in trasmissione, della trasmissione Social Arena che facevamo. Io ero molto, molto scettico, nel senso che io... quando ormai vado a giocare qualsiasi cosa cerco di non stressarmi come quando giocavo, capito? Quindi quando ho provato il beach tennis ho avuto un impatto, conta che oggettivamente tipo a tennis per me è difficilissimo oggi, il beach tennis mi aveva fatto un impatto negativo. Quando ho provato per caso chiedendo anche a una persona che poi verrà anche ospite da noi, che è un insegnante, una mia cara amica, ho provato così, Paola Pintor. Sì, Paoletta. Diciamo, abbiamo fatto doppi con Paoletta. Esatto, che ero scettico. Poi ti dico,
frequentando 2 volte a settimana, una a seconda del lavoro e degli impegni, ho visto completamente un ambiente diverso rispetto a tante altre situazioni, il che mi ha fatto anche piacere. E come diceva Carlo, c'è proprio un meno agonismo, cioè nel senso che quando giochi, sei in campo con una racchetta in mano, qualsiasi essa sia, hai quella voglia di vincere, però quando esci è diverso da una partita di tennis, da una partita di beach tennis, perché comunque è un'evoluzione costante. Il padel è qualcosa che a me ricorda, mi ripeto, un qualcosa di uno sport sano. E secondo me questo a Cagliari, perché stiamo parlando di Cagliari, ma è un fenomeno che c'è in tutta Europa e anche Sì, oltre, certo. che è particolarissimo, che non c'è davvero. Perfetto. Sai la cosa più bella qual è? Sì. Quella proprio Attenzione. che allora, mentre col tennis non hai possibilità magari di confrontarti con gente molto più forte, oppure uno diciamo magari molto forte non giocherà mai con te, a meno che non sia Allo stesso proprio veramente livello, amico. chiaramente. Certo, col padel invece c'è proprio questo miscuglio proprio sano, di puro sport e divertimento. Cioè, adesso io Ci sono ex calciatori e calciatori che giocano con Pensare ad Andrea Tito e Cossu, Caio. Daniele Conti, per sì, esempio, sì, solo per fare sì, due mi è esempi. capitato anche di fare qualche doppio con loro. Ma allora dico che c'è proprio questa mescolanza, così tra virgolette, che fa proprio benissimo. Cioè, io non mi permetterei mai di dire a una mia amica che magari ha giocato 3 volte, no, non faccio il diciamo doppio con te, cioè non fa parte di questo sport. Certo, Cioè, proprio certo. tutti con tutti. Tutto molto E ci chiaro, si Carlo. diverte. Tutto molto Certo. chiaro, e se continua a giocare anche Andrea Ferrari, insomma, diciamo che questo è abbastanza, Guarda, è con abbastanza Andre evidente. saremo coppia tra un po' con Andre. Scusami, Appunto, quindi non Francesco, vediamo l'ora perdona. di... Dimmi, Andrea. No, scusami, nel senso che In quel senso, ho se capito. Carlo- Scusa se è poco, diceva quello. Insomma. noi non Va perdiamo bene. neanche a Ciputeo. Esatto. Va bene. Grazie a Carlo Leone per essere intervenuto oggi a Ragazzi, parlarci grazie un a pochettino di voi quando padel. volete, tanto abbiamo tanto tempo da passare insieme. Vero, quindi questo è verissimo. possiamo Carlo. Questo è fare verissimo, quello che magari la vogliamo. prossima volta parleremo di musica, quindi insomma, perché 10.000 Guarda, dischi non è una cosa da molto poco. volentieri. Va bene. Molto volentieri, perché proprio è un'altra grandissima passione. Grazie mille a Carlo Leone, grazie anche Grazie ad a voi, Andrea Ferrari. abbraccio a tutti. Come sempre, in audio ai nostri Matteo Zizzola e Roberto Pinna, a chi chiedo insomma, di rientrare almeno per la chiusura, visto che ha una maglia Eccoci talmente qua. bella che insomma, oggi va Del assolutamente Pelé, del valorizzata. Brasile di Pelé. Di che anno è quella maglietta? Non lo so, me l'ha data un amico comune che ora è passato alla Toscura, anzi, ci sta guardando. Salutiamo tutti insieme Darth Vader, che sicuramente sta guardando. Ho notato che era in Salutiamo diretta il nostro amico Darth Vader. Lui sa ovviamente a chi ci stiamo riferendo. Lui sa. E niente, insomma, grazie davvero per essere intervenuti. Grazie anche a tutti quelli che sono intervenuti prima, quindi Luca Fadda, Matteo Vercelli, Mattia Sulcis, ancora Carlo Leone, Andrea Ferrari, Matteo Zizzola e Roberto Pinna. L'appuntamento con Linea 131 su Villacidro Info e 131.com è per domani, sempre alle 19. Buona serata e buon lunedì.